Siamo di nuovo nella rubrica dei tipi strani. Venite con me. Buongiorno. Buongiorno. Ma mi dica una cosa, lei che mestiere ha fatto fino Io ad ho fatto tanti mestieri. Ho fatto il farmacista, ho fatto il camionista, ho fatto tanti mestieri. Nella mia vita sono pieno di mestieri. Ho viaggiato pure con la macchina. Una volta mi capitava che viaggiava con una macchina. Ma vorrei sentire questa coppola, mica questa coppola, questa coppola, mamma coppola, la coppola. Il cappello. Così sta molto meglio. Viaggiava con la macchina, tutto in un attimo veniva da Trapani, tutto in un attimo si è rotto la macchina. Dopo 5 minuti passava l'autobus, Sì. nel mese di agosto. Nel mese di agosto, tutto pieno a massimo l'autobus, c'era la mano per fermarlo e mi ha detto... Cioè praticamente era pieno di persone. Pieno di persone, sì. C'era la mano per fermarlo, a mezzo che fermai era pieno, mi ha detto non c'è posto, ci ha detto fermo, sono a piede, sono rimasto a piede. Allora si fermava. Giustamente consideri lo sconforto, giustamente lei... Sì, perché ne era preoccupato, C'era caldo rimaneva pure. caldo, rimbazzire, era a piede. E mentre che si fermava l'autobus a Chiano, signore me, l'autobus pieno al massimo, ma pieno che lei non ci credeva. Mentre che va a Chianare mi mise che spalle nella porta. Con le spalle nella porta. Con le spalle nella porta, mentre che e c'era una ranzignora. Vabbè. Poi c'è il momento in cui vai a Chianare e chi sta qua e aveva coppola messa. Come sto qua? Cioè il cappello messo. Coppola, ne chiamano in Sicilia. Lei lo chiama cappeggio, parlo italiana. Poi c'è il modo che voglio pacchianare, che cosa fece? Io ero lo scalone più basso. Sì. E io ero lo scalone più alto. Un modo che Diciamo, nello scalone più alto c'era questa ragazza. No, ragazza, no. Signora. Vabbè, E c'è un modo che voglio pacchianare a bucca mia, una su me, arrivava quasi nelle mineridda. Cioè nelle tette praticamente, in corrispondenza. Io me ne vado la parola mia e sogno di campagna io. E poi c'è il momento in cui, mentre che la correva viaggiava così, io a faccia mia, come ero pressata, ci segava quasi nelle mineridda. Ora io ero tasurata, tutta scolata, tutta surure. E il momento in cui mi dice la coppola mi ha messo in mano e da me dice no, la coppola si fa levare perché se non petto me la coppola non la voglio e io non sapevo che faceva. Poi dopo che stiamo arrivando quasi a Maessala perché mi dice ma lei non si può fare per gli dare, non mi mette fuori. Allora che cosa succede? Succede che faceva una rambuzza, che era tutto rosso la via, tutto rosso. Il momento in cui... Acido solforico praticamente. Come? No, sorure erano, tutte sorure erano. Perché mi dice, ma giusto, dice lei, ci segna che profumo consuma? E io mi dice, lei non ci interessa che profumo consuma? Ci dice, ma l'odore che fa pare un profumo strano. Dice, io consumo il profumo 7 nane, ci si vede non va a vedere qualcuno molto. Poi ho fatto un altro mestiere puro, facevo farmacista, aiutante farmacista. Sì. Aiutante farmacista. Aiutante farmacista. Cioè praticamente lei faceva il ragazzotto praticamente. Cioè il ragazzotto, io parlo a livello che aveva 23-24 anni, sì. Perché se presenta uno all'isola, perché io ho praticato sempre l'isola, se presenta uno all'isola mi dice, c'avevi la capa mia? Ci si viaga per lei, so che sta viaga, chiamo il dottore dice non ne capisce niente tu, dice sei arrivato di 3-4 mesi non capisce che se sono pillole, che dice ora. Sì. Sì. E che effetto fanno queste pillole? Dice che servono per acchianare la cosa, quindi sai io non ne capisco niente. Il momento in cui, signor mio, ci vai un farmacista per vedere quanto costavano, appena vai un farmacista che sto cristiano, acchiappa le pillole e scappa, 80-82 anni, acchiappa le pillole e scappa, sì. Scappavo e io voglio per tornare in un bancone non c'era più un suo cristiano con tutto un pacco di pillole. Ci sto il dottore, le pillole ne fottio. E dice, signor me, ora le paghi tu. Che se io pago. Dice, questo non sa che soldi, che se non ne capisce niente. Questo non sa che soldi. Perciò, dice, bah, finito. Manco passa un'ora e mezza il benedetto cristiano anziano, perché nelle isole ne arrivano tanti questi turisti, sì. Anziane e che picciotte. Arriva, signor mio, nato cristiano anziano, mi dice, ciao, pillole buone che mi ha passato una nottata con una avione tedesca.
Dice, ma passare una bella nottata. Ci se l'avevo, ma è casa sicuro. Dice, ma di sicuro mi fa fare fiura. Se lei va a pensare che prima di lei ne pinne uno, cristiano anziano come lei, solo 82, 83 anni, puro. Ci sei perché una maica buonissima. Bella pure questa. Vabbè, e l'altro mestiere che ha fatto? L'altro mestiere facevo camionista. Il camionista. E mi capitava una passata mentre che viaggiava io a Napoli, che maggior parte chiamava a Napoli. Arrivando come passo un traghetto, Reggio Calabria, piglia e mi ferma una femmina, mi dice passaggio e io mi volevo fermare, che fiducia è femmina in gennaio. Allora mi fermo, mi dice dove va? Sei a Napoli, io devo andare a Roma. Ci sa, e poi da Napoli a Roma è facile. Mi dice come un passaggio a Chianassi, picciotte, avione a Ramminicone e ci arrivava a qua. Perciò io portare sto camion con chi sta che portava a camminare con tutti due angosce fuori che pariva se le veria due angosce tante. Perciò nel momento in cui ci si passano un 50-60 km come prima di arrivare a Cosenza ci si chiama a fare. Mi dice non potremmo fare niente. Ci sa perché non potremmo fare niente. Dice perché c'hai le cose da supera. C'hai le cose da supera. Di cose? I cose, come le chiamate? Sì, poi io tendai a re, dopo natura di viaggio, tendai a re, dice, ma non vuoi capire c'hai la salsa di sopra? Dove passiamo a marinare 50 km, dice, ma non vuoi capire che la salsiccia potevo mettere nella salsa? E fare un bello stufatino. E poi ho stufato. Era la salsiccia con le polpette o la salsiccia sola? Salsiccia sola, polpette, non sue polpette, i polpetti stanno sbagliando. Poi, ce ne dico l'ultima ma perché il fatto vero che mi è successo è vero. Allora, che mi è successo? Che se ne è una partita, io avevo giusto, un paese dove un paese mio. Trapani come sala. E fecero questa partita ad Agrigento. Fecero questa partita ad Agrigento, arrivavamo a Agrigento e io che signora buongiorno. Arrivavamo a Agrigento e io che mi fece un Vito, che si faceva, travagliava con Maimo a ritornare a Trapani. Sì. Mi fece una cosa di Maimo tanta. Una cosa che sarebbe? Stava a dire la verità. Lo diciamo magari in altre parole? Ah. La salsiccia? No, quale salsiccia? Era tipo... Scusate. Scusate signora mia. Vabbè, continuiamo. Che cosa succede? Succede che io pigliai questa cosa, mi si non scatole scarpe, ci siamo in una partita, appena segno mai sala e si mettono all'aria. Perciò te, piglia, vai per casa la porta, o campo da Agrigento. O poliziotto e i carabinieri mi dice che c'ave qua? Cioè, come che c'hai? Ci sono una cosa da fare ridere, dice lei me la fa fare a birre, ci sei non ci posso fare a birre, dice lei me la fa a birre poi non faccio trasere, ci sei cose da fare ridere, appuntare, dice fai sta birre che io faccio trasere. Perciò dopo capito, io ci avevo fatto dolomiuna come palle, come polpette. Esatto. Dolomiuna. Perciò io che cosa succede? Appena visto dice, lei non può entrare. Dice, perché posso entrare? Dice, perché questa di marmo è una cosa che può fare danno, dice, può scoppiare a qualcuno. Se io scoppia a nudo, dice no, vado a posarla. Ci sei, ma va a scusare, chi dice sono tutta per non rasere, i toccati, chi sei per non rasere, ci sei una sentita mai, scusate signorine, ci sei una sentita mai, ci sei, scusate signora. Vabbè, continui. Lo dica dai. È una chissà, è una cosa nuova, perché sa fare l'età. Poi c'è con l'ultimo e basta. Vabbè. Scusate se c'è qualcuno che un mappatta, studiate la televisione. Vabbè. Piglia, facevo pure camionista, sempre come un primo. Allora arrivando qua, prima di arrivare, io portiamo frutta a Roma. Sì. Allora un amico mio, tutti lui che cani, carri, che portiamo frutta. E io giusto avevano una richiesta di olive. E io carico d'olive con lo M65. Che so antico. Sì. Che dura fungia. Sì. E io una cambio a peso. Arriviamo dopo 6 geste, piglia la polizia. Nel spiazzale che c'è prima di arrivare a capo. Posto di blocco. Posto di blocco. Posto di blocco. Ah, blocco. Posto di blocco. Posto di blocco. Allora, nel momento in cui mi ferma,
piglia a mia, perché prima era davanti io, a me non un chilometro davanti, mi ferma, mi sele, su per carico dobbiamo fare il verbale. Dice, ma che sta scherzando? Io sono uscito a buscare un pezzo di pane e lei mi fa il verbale, il signor mio verbale mi fa, perché causa per carico assai. Dice, è puro, se lei dice, si infila, dice una quintina di olive, no sedere, mi si dice, verbale non ce ne facciamo. Perciò io, pigliai mica le cause e infilavo olive, e ria. Dice perché ride? Dice perché stai infilando l'olive non sedere. Se lei mi dice perché ride, dice lo faccio filmare, per non ce ne faccio manco. Dice no perché c'è, mi compare che carica me l'una a pezzo. Va bene. Vabbè, Complimenti signor Domenico, complimenti ancora. Io mi scuso di fronte ai telespettatori se ho sbagliato, spegnete la televisione, sicuramente. Una buona serata, un buon ascolto, grazie. Signori, buonasera. Bene amici telespettatori, dobbiamo purtroppo lasciare il signor Domenico per passare alle altre rubriche, Ma lei mi va a trovare sempre, ma io sempre la vengo a trovare. sicuro? Tranquillo. Perché a me piace vedere tutti questi spettatori che ci ascoltano. Tranquillo, È una tranquillo. cosa bellissima. Tranquillo. Io ho sempre problemi io, problemi dei miei figli. Lo so. E purtroppo succede. Succede, vero? Ma sono disgrazie rosse perché la figlia mia, sa a dire la verità, ha travagliato sempre e poi te belle soldi. È sempre la solita figlia, quella Sempre, che... no, due no io. Cioè la seconda praticamente. Cioè, la seconda, chi da che figlia mia ora ha più un posticetto, sa a dire la verità, un posticetto sicuro, poi te belle soldi a casa e ora ha la chiamano regrate. Prima era a Trapani, travagliava a Regione, ora poi caro a Regione a Palermo a Camera. Alla Camera. A Camera, sì, e ora perché in Camera a bellezza era un anno e mezzo, 2 anni, e sta passa buona perché arrivano che si... Quanto prende sua figlia? O mese o... Sì, al mese. O mese, ma... La pagano al giorno pure? No, prima pagavano io, quando era a Trapani, nella provincia, pagavano tutte le sere, quando Esatto. sì, ora che a Regione, la figlia mia sa vedere già parla già io storia e lingua. Ho capito. È esperta in lingue? No, storia e lingua. Cioè, Infatti, dico, quando- è esperta in lingue, sa parlare le lingue. Usa la lingua per parlare. Usa la lingua per travagliare, travaglia con la lingua mia figlia. Giusto? È giusto. Sa vedere la verità. E per dire la verità a lei, ora il momento in cui che tutti questa comunità che arrivano, tutti questi comunitari che arrivano e tutti questi comunitari che arrivano attendono a Regione in Camera, a mia figlia quando arrivano questi comunitari ci parla in arabo. Per esempio, mia rovotita arriva in casa e dice, ma che ti ha imparato quando andiamo così a Regione in Camera? Papà, tu non capisci niente perché se tu io con te analfabeto non ci posso parlare, perché la lingua che ho io è un minuto di parlare qua in casa con Beato, perché non mi capite. Per esempio, tu a dire buongiorno, come dici? E il papà dice, a te sembra una parola vastaccia, non è parola vastaccia, è un saluto. E che saluto è? Per esempio, il millenare saluto. Per esempio dice, Sale Malik, e che saluto è? Tu ne capisci niente, mia famiglia, perché il saluto... Oh yeah!